al tempo del fascismo, sulla testata del maggiore quotidiano della Sardegna, l'Unione Sarda, c'era scritto dove il duce vuole. Andate a consultare le emeroteche. In seguito, caduta la dittatura e arrivata la democrazia, al tempo del cosiddetto piano di rinascita, sulla testata del medesimo quotidiano c'era scritto dove Rovelli vuole e viva il dio petrolio. Oggi, a fine millennio, sempre sulla medesima testata possiamo tranquillamente scriverci dove Berlusconi vuole. Forza Italia! No. Prite giornale se fanno esa reclame pro sos homo políticos italianos. A Berlusconi l'abbiamo nominato noi deputato dell'Europa. Su altri culli, non stavamo anche lì. Su questo sono stati e siamo da mezza sanno che e lo chiamo cane dei strisci, cane da piatto. Sos cane dei sterzo, ecco, cioè quei cani che sono fedeli e scodinzolano proprio perché tu gli dai da mangiare su un piatto, quindi neppure la figura del cane pastore, no? Ma la figura del cane addomesticato ma servile. Ecco, questo è tutta la si conosce bene, insomma, tutta la tiritera, oserei dire, dell'atteggiamento polemico di Masala nei riguardi dell'intellettualista sarda. E quindi dei politici come responsabili politicamente, ma anche dei politici che non avevano schiena, cioè che non avevano capacità di osservarla e di criticarla questa realtà e di cambiarla politicamente, agendo politicamente. Masala aveva una visione veramente pessimistica e triste dei politici e degli intellettuali sardi. Io ti ringrazio di aver invitato e Gai mi dà modo di fare dare. Quindi non sempre devo avere libertà di parola, né in giornale né in televisione, che sono tutti in mano del suo padrone.